Il tuo cane si gratta senza sosta. Ha perdita di pelo, croste o un cattivo odore? Potrebbe essere rogna. Ma attenzione, non tutte le rogne sono uguali e alcune possono contagiare anche l'uomo. Vediamo di fare chiarezza su tutto. Prima di tutto, cosa sono gli acari? Sono minuscoli artropodi, praticamente invisibili a occhio nudo. Possono vivere tranquillamente sulla pelle di umani e animali, ma quando il loro numero aumenta a dismisura, causano delle vere e proprie infestazioni. Le due condizioni principali che colpiscono sia noi che i nostri amici a quattro zampe sono la scabbia, causata dall'Acaro Sarcoptes scabiei, e la demodicosi, causata dagli acari Demodex. Partiamo dalla scabbia. Questa è una condizione altamente contagiosa. L'Acaro Sarcoptes scabiei scava letteralmente dei tunnel sotto la pelle, provocando un prurito fortissimo che di solito peggiora di notte. Sulla pelle compaiono papule rosse, piccole vescicole e a volte si possono persino notare i cunicoli sottili che l'acaro ha scavato. Le zone più colpite nell'uomo sono le dita, i polsi, i gomiti, le ascelle e l'area genitale. La trasmissione avviene principalmente tramite contatto diretto pelle a pelle. La buona notizia è che la cura è semplice, ma deve essere eseguita in modo scrupoloso. Si usano creme specifiche, come quelle a base di permetrina, ed è fondamentale che tutte le persone che vivono a stretto contatto con la persona infetta facciano il trattamento. Altrimenti il rischio di reinfestazione è altissimo. La demodicosi, invece, è molto diversa. Non è contagiosa come la scabbia. Gli acari Demodex vivono normalmente nei follicoli piliferi della pelle di quasi tutti gli adulti sani, senza causare alcun problema. Diventano un problema solo quando il sistema immunitario della persona o dell'animale si indebolisce. I sintomi tipici nell'uomo includono un'infiammazione simile alla rosacea, con arrossamento e pustole. Nei cani, invece, si manifesta con perdita di pelo, croste e infezioni batteriche secondarie. La cura prevede trattamenti topici o sistemici, a seconda della gravità del caso, e deve essere sempre gestita sotto stretto controllo medico o veterinario. Quindi, come facciamo a non confonderci? Le differenze chiave sono queste. La scabbia è molto contagiosa, provoca un prurito intensissimo e a volte si vedono i cunicoli sulla pelle. La demodicosi, invece, è poco contagiosa ed è strettamente legata a un calo delle difese immunitarie. In pratica, l'Acaro Sarcoptes della scabbia è sempre un problema, mentre il Demodex diventa pericoloso solo se si moltiplica in modo incontrollato. Adesso concentriamoci sui nostri cani. Rogna è il termine comune che usiamo per indicare le infestazioni da acari nei nostri amici a quattro zampe. Questa condizione provoca un prurito terribile, lesioni cutanee, perdita di pelo e nei casi più gravi può portare alla formazione di croste spesse e infezioni dolorose. Esistono diversi tipi di rogna nel cane ed è fondamentale saperli riconoscere. La prima è la rogna sarcoptica, che è essenzialmente la scabbia del cane. È molto contagiosa tra cani e provoca un prurito davvero violento. La cosa importante da sapere è che può essere trasmessa temporaneamente anche all'uomo, causando prurito e lesioni, anche se di solito i sintomi sono più lievi e autolimitanti. Poi c'è la rogna demodettica, chiamata anche demodicosi o rogna rossa. Come abbiamo detto, questa è legata a un'immunodeficienza e quindi è poco contagiosa. Colpisce più spesso i cuccioli, il cui sistema immunitario non è ancora maturo, e i cani anziani o debilitati da altre malattie. Un altro tipo è la rogna psoroptica, causata dall'Acaro Psoroptes. Questa forma tende a concentrarsi sulle orecchie e sugli arti del cane, causando forte prurito e infiammazione in quelle zone. Infine abbiamo la rogna otodettica o rogna auricolare, causata dall'Acaro Otodectes cinotis. Questo è l'acaro delle orecchie per eccellenza. Il sintomo più classico è la presenza di un cerume scuro, secco, quasi color caffè e spesso maleodorante.
Se non viene trattata, può portare a otiti molto gravi e dolorose, quindi a quali segnali devi prestare massima attenzione? Ecco quando devi preoccuparti e correre dal veterinario. Se il tuo cane si gratta in modo continuo e quasi frenetico, se noti una perdita di pelo a chiazze, se sulla pelle compaiono croste, pustole o arrossamenti, se senti un odore sgradevole provenire dalla sua pelle o dalle sue orecchie. E infine, se scuote spesso la testa o si gratta insistentemente le orecchie, potrebbe essere un problema localizzato proprio lì. Ricorda, la rogna non si può diagnosticare a occhio. Il fai da te è pericolosissimo. Solo il veterinario può fare una diagnosi corretta. Di solito, dopo una visita clinica approfondita, esegue un raschiato cutaneo, ovvero preleva un piccolo campione di pelle per esaminarlo al microscopio e identificare con certezza il tipo di acaro responsabile del problema. Una volta identificato il nemico, si passa alla cura. Il trattamento dipende ovviamente dal tipo di acaro. Generalmente si usano prodotti acaricidi, che possono essere in formato spot-on, shampoo medicati o farmaci da somministrare per bocca. Spesso è necessario anche trattare le infezioni batteriche secondarie con degli antibiotici. Un aspetto fondamentale è la cura dell'ambiente. Devi lavare ad alte temperature tutte le cucce, le coperte, i giochi e disinfettare le aree in cui vive il cane per evitare reinfestazioni. Infine è importante rafforzare il suo sistema immunitario con una buona alimentazione e, se necessario, integratori specifici. Ci sono alcuni errori gravissimi da evitare assolutamente. Primo, non usare rimedi casalinghi improvvisati. L'olio d'oliva o altri intrugli non funzionano e possono peggiorare la situazione. Secondo, non interrompere mai il trattamento prima del tempo, anche se ti sembra che il cane stia meglio. Terzo, tieni il cane infetto separato dagli altri animali finché non sarà completamente guarito. E quarto, il più importante, non usare mai farmaci senza la prescrizione del veterinario. Un piccolo accenno all'alimentazione. In caso di problemi cutanei come la rogna, una dieta ricca di acidi grassi essenziali come omega 3 e omega 6 può aiutare la pelle a guarire più velocemente e a ritrovare la sua funzione di barriera. Chiedi sempre consiglio al tuo veterinario su quale sia l'alimento più adatto. Infine, sapevi che alcune razze sono più predisposte alla rogna demodettica? Tra queste troviamo Bulldog, Shar-Pei, molti Terrier, Beagle, Bassotto, Boxer e Doberman. Se possiedi un cane di queste razze, presta ancor più attenzione ai primi segnali. In conclusione, se il tuo cane mostra anche solo uno dei sintomi di cui abbiamo parlato, non aspettare. La rogna è una malattia che peggiora in fretta e causa grande sofferenza. Contatta subito il tuo veterinario e segui scrupolosamente il trattamento fino alla fine. La guarigione è possibile, ma richiede impegno e costanza. Se vuoi altri video sulla salute del cane, iscriviti al canale, lascia un like e scrivimi nei commenti quale problema vorresti che approfondissimo la prossima volta. Grazie per aver guardato.